Risolve lui. No, però qualche domanda forse Don Aniello Manganiello se l'è posta qualche tempo fa e continua a porla. Prete di frontiera da sempre in forte contrasto con la criminalità campana, Don Aniello Manganiello, buonasera. Buonasera a voi e grazie per l'ospitalità. Ma grazie a lei, ci mancherebbe. Parliamo di sport e riscatto sociale, la storia dello stadio Landieri a Scampia, nel difficile quartiere di Scampia. A proposito dello stadio chiuso dal 9 marzo, il giorno dell'inizio del lockdown, e non è stato più riaperto, Don Aniello Manganiello. Sì, una situazione surreale, anche sconcertante, per un motivo che a mio avviso è anche banale, perché la municipalità non ha i soldi per pagare 2 dipendenti che facciano le pulizie e possano sanificare anche i locali, gli spogliatoi. E il comune non dà un segnale, perché c'è un regolamento che dice che quando le municipalità non riescono a sopperire, non riescono a sostenere le spese per la gestione delle strutture comunali, deve intervenire il comune, ma c'è un rimpallo di responsabilità. C'è Ho l'impressione che c'è questa, perché l'apertura della struttura è subordinata, come stavo dicendo, all'invio di personale di Napoli Servizi, giusto? Di Napoli Servizi, giusto, sì. E per la pulizia e per la sanificazione. E quindi la Napoli Servizi non viene perché ovviamente la municipalità non può pagare, non può sostenere. Ma c'è qualcuno che può inviare il personale? È solo la Napoli Servizi, solo lei può mandare. Tra l'altro è una cosa anche strana, io non riesco a comprenderla, quando noi utilizziamo questo campo pagando un fitto, devo dire che sono dei costi accessibilissimi, quindi sono 40 euro più IVA, però non vanno alla municipalità, ma io faccio il bonifico alla tesoreria comunale di Napoli. E proprio ecco, allora mi pare proprio un controsenso che i soldi vanno, ma ci sono 5 società che giocano su quel campo, che lo utilizzano, con circa 1000 ragazzi, quindi tutti fanno il bonifico alla tesoreria comunale del comune di Napoli. Queste 5 società sportive, Don Manganiello, sono che rappresentano appunto 1000 ragazzi, sono l'Oratorio Don Guanella Calcio Scampia, l'Arci Scampia, Gioventù Partenope, Plaianum Chiaiano e la Stella Rossa. E la Stella Rossa, sì, complessivamente quasi 1000 ragazzi, e tutte le società che lo utilizzano pagano questa struttura quando è aperta, naturalmente, insomma, però è chiusa dal 9 marzo. Sì, dal 9 marzo e questo è il motivo. Il motivo è il personale, e quindi la municipalità che non può sostenere i costi, e manco il comune si decide a intervenire come dal regolamento. Questo ed è una battaglia, noi stiamo vedendo una battaglia da 2 mesi a 3 mesi, costretti anche ad affittare campi con costi altissimi, 130 euro più IVA, quindi con costi altissimi che possono mettere in condizione le 5 società a portarle al fallimento, ecco. Senta, Don Aniello, ma le società, diciamo, storiche che gravitano intorno a questo stadio e che vorrebbero usufruirne, hanno mai pensato a una squadra di volontari, un tot per ogni società, ovviamente con una retribuzione X, che abbiano ovviamente anche un ruolo di responsabilità, per cui così potrebbe essere una sorta di piccola equipe di mantenimento? Sì, la proposta, il suggerimento che da lei noi lo abbiamo già fatto presente, l'abbiamo già avanzato all'assessore Ciro Borriello. Abbiamo chiesto la gestione del campo. Ecco. Le 5 società hanno proposto all'assessore allo sport del Comune di Napoli la gestione totale del campo. Quindi, ma anche l'assessore sarebbe anche disponibile. Poi ci sono le solite pastoie burocratiche, ci sono i giochi, ci sono logiche di partiti all'interno della municipalità, e non siamo riusciti a realizzare questo progetto, che a noi interessa molto, anche perché ci eviterebbe questo stillicidio
questo calvario ogni anno all'apertura dei campionati. E le dirò ancora di più. In riferimento alla situazione attuale, noi ci siamo proposti anche per sostenere, oltre al pagamento dell'affitto, anche caricarci della pulizia e della sanificazione con una ditta specializzata, con tanto di certificazione. C'è stato detto che il privato non può entrare nel pubblico, così ci è stato detto e risposto. E quindi anche questa proposta è venuta meno. E noi ci troviamo in una situazione di limbo, di stallo. Senta, ma questa sua vita dedicata non soltanto a combattere le mafie, ma anche a riscattare tutti questi ragazzi, evidentemente la mette alla prova continuamente. Si è mai domandato perché ci sono tanti intoppi, perché la burocrazia non lascia che questi ragazzi che lei da sempre tiene sott'occhio possano in un modo o nell'altro riscattare quello che è una vita alla quale hanno diritto in maniera sana, genuina? Sì, vorremmo, ci auguriamo, ma è anche il nostro obiettivo, è quello di una collaborazione forte tra le associazioni e il Comune di Napoli. E questo in vista di che cosa? Il bene dei ragazzi, perché a noi interessano le persone, interessano i ragazzi. E probabilmente c'è una carenza in questo rapporto tra i cittadini e la politica, gli amministratori, un rapporto, una situazione diremmo carente. La politica e gli amministratori non dialogano più con il territorio, non dialogano più con i cittadini, e questo sarebbe riappropriarsi ancora di questa dinamica. Farebbe bene a loro, farebbe bene a questi territori dove i ragazzi ovviamente corrono continui pericoli, rischiano. Ma quindi, Don Manganiello, lei ad ascoltare le sirene fascinose della criminalità organizzata. Ma lei allora meraviglio come non stia a cuore anche al sindaco di Napoli, agli assessori e alla municipalità, non stiano a cuore proprio i ragazzi. Beh, anche perché sono 1000 questi ragazzi che sono sottratti, insomma, voglio dire, insomma, a questi sfoghi nel quartiere, no? Lei mi ha detto che sono 5 società sportive, però lei si è fatto un'idea perché? Lei dice... non le sento bene a tratti. No, dicevo che sono 1000 questi ragazzi, giusto? Mi sente? Pronto? Non ci sente Don Manganiello? Ci sente Don Aniello? Ci sente? Non li sento a tratti. Vabbè, allora proviamo a richiamarlo. Proviamo a richiamarla. Sì. Siamo sempre in contatto con Don Aniello Manganiello per la storia dello stadio Landieri nel difficile quartiere Scampia di Napoli, perché è stato chiuso lo stadio dove ci sono tanti ragazzi, pare che siano anche più di 1000 che appartengono a 5 società sportive. Stadio chiuso al 9 marzo, il giorno dell'inizio del lockdown, e come diceva Don Manganiello, questo è uno sfogo doveroso, insomma, assolutamente propedeutico per cercare, insomma, di dare anche non solo un'istruzione, ma insomma anche una vita, no, sana. Che poi la cosa curiosa era che l'estate scorsa, quindi prima del lockdown, prima di tutta la chiusura, la pandemia eccetera, lo stadio Landieri aveva un po' ritrovato un pezzo dello stadio San Paolo, perché erano stati trasferiti gran parte dei seggiolini, tipo 1500, quindi forse un progetto di rivalutazione e di riutilizzazione dello stadio Landieri era in programma, quindi c'è qualcosa forse che ha bloccato il rinascere di questo stadio. Don Manganiello, ci sente? Sì, vi sento bene. Sì, no, stavamo dicendo che, insomma, dalle sue parole si evince che insomma è una sorta, come dire, di indolenza, di noncuranza, no? Che lei parlava pure del sindaco, insomma, che non ci vede qualche cosa forse di più grave, è solamente il fatto che nessuno si mette d'accordo per riaprire una cosa che è sacrosanta, no? Sì, manca un'intesa, manca
lo spirito di collaborazione. E allora speriamo che qualcuno ci stia sentendo degli addetti ai lavori. Io me lo auguro, perché la Rai mi ha già ospitato Rai 2 al TG2 di sabato scorso. Non ha avuto nessun segnale? No, nessun segnale. Che poi lei è tornato a Scampia da qualche mese. Sì, dal 7 settembre, con grande gioia mia, ma anche con grande gioia dei parrocchiani, della gente del quartiere. Che hanno... Allora, per chi volesse, come dire, insomma, affezionarsi o interessarsi anche a questa storia, io posso dare la sua mail, don Aniello Manganiello? Sì. Aniello.manganiello94 @gmail.com. Anche perché, voglio dire, questi ragazzi adesso cosa fanno? Non riescono nemmeno. Io sono fortunato, fortunati anche i ragazzi dell'Arci Scampia di Gioventù Partelope, perché hanno dei piccoli campetti dove fanno gli allenamenti. Io sono fortunato perché nel 2009 raccolsi in giro per l'Italia 200.000 euro e feci un campo di calciotto, uno di calcetto e spogliatoi nuovi in erba sintetica, e quindi quell'abbondanza che ebbi nel 2009, prima di lasciare peraltro Scampia, perché poi mi trasferirono a Roma, realizzai questa struttura e che oggi ci viene vantaggiosa. Allora Antonio dall'Abruzzo, don Manganiello, dice: ma perché in Italia, quando c'è la volontà di risocializzare un contesto particolare difficile come quello di cui state parlando, la burocrazia si deve mettere di traverso? Visto che don Manganiello ha avuto comunque, insomma, degli emolumenti, ecco, per costruire anche degli stadi da calcetto, io gli do la sua mail, aniello.manganiello94 @gmail.com, e speriamo che lo stadio Landieri a Scampia possa essere riaperto il più presto possibile. Grazie don Manganiello. Grazie a voi per l'ospitalità. Buona serata. Grazie. Anche a voi.